Beh, a questo punto direi bow bow, ma in questo caso direi bow down di House Martins all'interno di Alla Catalla di oggi. Abbiamo una telefonata in onda, pronto? Buongiorno e la sveglia, come cantavano i Pooh. Con chi parlo? Chi è? Io, signor Castiglia, pronto? No, ascolti, signor Castiglia è un attimino in pausa. Come sta? Come sta? Che giornata oggi? Sì, sì. sì, l'avevo sospettato. Io le avevo chiesto gentilmente come stava, perché mi sembrava. Signor Fabio. Sì, sono io, vabbè. Il rosso. Fabio, con PP e bello rosso ci capono tutti. Esatto, però insomma ultimamente ma siamo combinati. tutto a posto. Lei come sta? Sta bene? Insomma siamo un po' preoccupati. Che è successo? Perché abbiamo a Filippo Terremoto un po' tetto. No, come sul tetto? Abbiamo calastico. Perché non c'avevamo un ponteggio montato. E allora lo lasciamo correre tipo terapezzo, vai, aveva presente? Tipo budging jumping. Come? Budging jumping. Momento. Soiano, chi è sto badeggialle? No, budging jumping. Badeggialle? No, non è badeggialle. Lo sappiamo qua. Comunque lo lasciamo correre da sopra, esatto. Perché può passare andina la parabola. Sì. Perché oggi c'è la partita, no? Sì, è certo. E noi che siamo qua che travagliamo, casualmente. Insomma. Però lei non ci registro, signor Castiglia. No, per carità, sarò. Mi raccomando. Muto come un pesce, guardi. Bravo. Ecco. Lei è nave da pesci. Che pesce è, calamaro? No, guardi, smetta di fare queste battute. Comunque, il problema è che abbassavo tutto cose. Sì. E dissimo, ok, poi scendere perché si sta bevendo buona. Ecco. Come la stavo andina, che lo lava la mano, perché gli scomparivo il segnale. Ora che bene a dire. Che a ricchi di Filippo Terremoto che ha fatto parabola. Scusi, ma che lo potremmo lasciare ora da sopra. Allora, guardi, il signor Castiglia in questo momento è impegnato, però mi ha incaricato l'altro giorno di prendere l'iniziativa io eventualmente, laddove ci fossero stati dei problemi con voi. Sì, può stare tranquillo. Che fa? Lo lasci lì, tranquillamente. Perché non se ne va l'abbonamento per Filippo Terremoto. Non se ne va, basta che ce l'ha da mangiare. È sicuro di questo? Si informi prima. Alle volte lo lasci tranquillamente, anche se sta piovendo, non si crei problemi a tal proposito. Soiano, dice lo potremmo lasciare. Sì. Momento che ci dico Filippo. Filippo! Tanto dopo, senti, non scendere di Tenandina, tienila! Ecco, mi raccomando. Ma io non ci restamo che a ricchia so che picchia, lo capivo, che non con Caruso ci resta male. Lo capisco, però se si sposta, scusi. Ma lei che pensa che a questa radiazione, da ricchi, non credo che mi deve andare con lo fatto Caruso. No, tranquillo. Non credo che appena partita ci pensiamo a Filippo. Va bene, un Filippo in più, un Filippo in meno, si figuri. Sta venendo un dubbio, lo sape? Ma lei che ne pensa? Se non mi vede. Mi sta venendo un dubbio. Io avevo sentito mi sta parendo un dubbio. A lei avevo complesso secondo me. Io ho consumato. Allora le sta venendo che dubbio le sta venendo? Caruso mi cancia te stesso. Guardi, potrebbe anche capitare, però lei non gli dica niente, magari cambia di sesso e neanche se ne accorge. Lei che è esperto d'andine, non è esperto d'andine, lei che travaglia andare. Sì, un po' ne capisco, sì, perché lavoro qui. Però ho fatto che si dice che con le radiazioni dell'antenna. Ma sa, è una leggenda metropolitana. Insomma, da come si pattivo, ma sa che mi passa il tipo con do fatto. Soiano, vuoi sia che ne pensa? La fanno segnale che la mano da Sì, vero? Che per a dire che la parabola sta cominciando a fare un po' di problemi, ecco, e lui ti sta dicendo, ecco, guarda, attenzione. Ma scienza, corremo rischio, a quando lo lasciamo da sopra, Filippo, non scendere, sente fino all'8 che c'è la partita. E dica anche che non giri la testa, perché altrimenti, insomma. No, se gira la testa, picchia, magari la Libia. Non va bene la partita da Catania. Esatto, non della Libia. Direzione Roma, vuoi sente? Avanti. Siete pazzi. L'ho salutato, non ci registra niente. No, ma lei lo lasci là sopra, io mi assumo la responsabilità, non si preoccupi, non si preoccupi. Ok, la saluto. Mi saluto una canzone per noi ogni tanto. Va bene, ma io vi penso sempre, Ma raccomando, avanti, potremo chiudere. Va bene, la saluto, buona giornata e buon lavoro soprattutto. A lei e a tutta la sua razza. Grazie.